Manifestazioni di piazza in Ungheria contro la nuova legge sul lavoro che porta il tetto degli straordinari a 400 ore l'anno. Le aziende potranno pagare gli extra entro 3 anni. La Lituania è sotto attacco delle fake news. Molto attivo è il cosiddetto esercito degli elfi, cittadini comuni che monitorano la rete e combattono ogni giorno contro i troll russi. Rivive in spettacoli teatrali e serie televisive a Belgrado la sanguinosa faida tra le due dinastie della Serbia, quella degli Obrenović e dei Karađorđević, entrambe aspiranti alla corona. Vienna celebra il grande pittore Pieter Bruegel il Vecchio. Nella capitale austriaca è stata allestita la più completa esposizione mai dedicata al maestro fiammingo del Cinquecento. Molti tra i più titolati judoka al mondo provengono dal Kosovo. Punta di diamante è Majlinda Kelmendi, che ha conquistato il primo e finora unico oro olimpico della storia del paese. Il Natale di Viktor Orban è stato amaro. Dopo un decennio di dominio praticamente assoluto, il suo potere è stato contestato nelle piazze di Budapest da migliaia di persone, mobilitate contro la nuova legge sul lavoro, una legge che i sindacati ungheresi definiscono schiavista. Per attrarre nuovi investimenti delle industrie automobilistiche, il Fidesz, il partito di Orban, che nel Parlamento ungherese ha la maggioranza assoluta, ha esteso da 250 a 400 le ore all'anno di straordinari che le aziende possono imporre ai dipendenti. 50 giornate di lavoro straordinari all'anno in più. Inoltre, le aziende potranno pagare gli straordinari dopo 3 anni. Non sono previsti aumenti salariali e la norma è uguale per tutti, sia per i lavoratori del settore privato sia di quello pubblico. Un'imposizione che ha irritato molti ungheresi. Basta con le bugie. Ne abbiamo abbastanza di Orban e di queste porcherie. Per il paese vorremmo un po' di pulizia, di giustizia e di uscire da queste tenebre. Nella società da tempo si sta accumulando una tensione, un rifiuto di questo potere. Protestiamo perché è la sola cosa che ci resta da fare. Orban ha tirato dritto. I media controllati dal governo hanno accusato i dimostranti di essere manipolati dal finanziere Soros, ma il disagio del potere è evidente. Negli ultimi 10 anni circa 800.000 ungheresi, soprattutto giovani, sono emigrati in Germania, Svizzera e nei paesi scandinavi. In Ungheria oramai manca la forza lavoro e per questo il governo Orban ha pensato di aumentare le ore di lavoro straordinario. La protesta dei giovani però ha rianimato l'opposizione, da anni divisa da faide politiche e personalismi, costretti all'azione anche i sindacati, fino a pochi mesi fa paralizzati dal potere e dalla popolarità di Orban. Le organizzazioni dei lavoratori ungheresi hanno chiesto solidarietà anche ad altri sindacati europei. Con questa giornata aggiuntiva di lavoro straordinario imposto dalle aziende ai lavoratori, che viene pagato tra l'altro dopo 3 anni, ma c'è anche il rischio che poi questa norma ungherese si possa estendere a macchia d'olio anche ad altri paesi dell'Europa orientale, dove ci sono governi molto spesso che sono molto vicini a quello di Viktor Orban. Noi abbiamo immediatamente contattato la Commissione europea per verificare la possibilità di una procedura di infrazione, perché questa normativa viola le norme comunitarie, ma siamo anche in contatto con i sindacati ungheresi per cercare di mobilitare ulteriormente anche gli altri sindacati europei in termini di solidarietà nei confronti dei lavoratori ungheresi. Non solo Viktor Orban, anche altri paesi dell'Europa orientale stanno cercando di modificare il principio, il diritto delle 40 ore settimanali di lavoro, delle 8 ore giornaliere. Sì, questo sta succedendo in molti paesi e si cerca di aggirare la direttiva europea, non in tutti i paesi dell'Europa orientale per fortuna, ma in molti, e la ragione fondamentale è che milioni e milioni di lavoratori hanno lasciato questi paesi perché avevano dei salari da fame e hanno deciso di andare a lavorare all'ovest. Quindi oggi l'Ungheria, così come molti altri paesi dell'area di Visegrad, si trova in carenza di manodopera. E invece che affrontare il problema dell'aumento dei salari, che sarebbe la vera risposta per attrarre indietro, i lavoratori dei loro paesi, per farli ritornare a casa, si pensa di imporre a quei lavoratori che sono rimasti di lavorare anche per quelli che se ne sono andati, e questo è ovviamente inaccettabile. In Ungheria ora si prospetta uno sciopero generale accompagnato da azioni di protesta come blocchi stradali e ferroviari. Il modello a cui si ispirano i manifestanti di Budapest sono i gilet gialli francesi.
L'arsenale russo ha in dotazione una nuova arma strategica. Il suo nome è Avangard. È un missile ipersonico in grado di raggiungere 20 volte la velocità del suono e di eludere i sistemi di difesa antiaerei della NATO. Può trasportare una testata atomica, planare come un aliante ad alta quota e colpire obiettivi lontani senza essere intercettato. Il test sul nuovo missile è stato portato a termine con successo, ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin. Avangard ha attraversato tutta la Siberia per colpire un poligono in Kamchatka distante 6.000 km. Per il Cremlino questa è la risposta allo sviluppo del nuovo sistema antimissile statunitense e al clima di forte tensione che c'è tra Mosca e Washington. Quando questo video di un attacco aereo russo nella città portuale di Klaipėda è comparso online sotto il logo della BBC, un brivido ha percorso la schiena di molti lituani. Le immagini della guerra in Ucraina erano già in tutte le case e c'era chi temeva uno scenario simile anche per il paese baltico. Quel video però era per fortuna falso, una fake news. All'interno del Ministero della Difesa di Vilnius c'è una sala operativa dove un manipolo di soldati informatici ogni giorno combatte una guerra contro le fake news e lo Stratcom Department e il maggiore Tomas Tauginas è il suo direttore. We do monitor events. Monitoriamo tutti gli eventi che cercano di manipolare l'opinione pubblica, eventi di ogni tipo che si possono verificare nel mondo reale, come per esempio proteste anti-NATO, o nel mondo virtuale, come commenti sui social, articoli di disinformazione o anche cyberattacchi. Negli ultimi anni la Lituania è stata oggetto di decine e centinaia di attacchi di guerra ibrida sul web e sui social, ma anche attacchi informatici a siti istituzionali e di informazione. Secondo il maggiore Tauginas si tratta di una strategia deliberata. Negli ultimi anni stiamo assistendo alla tendenza ad accompagnare le azioni di disinformazione con attacchi informatici di tipo DDoS che paralizzano i siti di informazione affidabili. È successo almeno 4 o 5 volte in maniera seria. Con dei cyberattacchi hanno cambiato il contenuto di siti ufficiali. È la prova che cercano di manipolare l'opinione pubblica attraverso i mezzi di informazione. Una minaccia che la Lituania prende molto seriamente, come nel caso degli altri due paesi baltici, Lettonia ed Estonia. Dopo 50 anni passati sotto la bandiera sovietica, l'ingresso nell'Unione Europea e nella NATO ha fatto infuriare Mosca, che vede l'Alleanza Atlantica affacciarsi sulla soglia di casa. Per Robertas Sapronas, capo delle politiche di difesa della Repubblica Lituana, bisogna essere pronti a tutto. Abbiamo studiato attentamente quello che è successo in Ucraina. I nostri militari sono stati lì e hanno capito che quando si parla di minacce ibride bisogna essere pronti a reagire immediatamente a ogni situazione. Non sappiamo quello che accadrà, ma dobbiamo essere sicuri che le nostre forze siano pronte ad agire in qualunque parte del paese nel giro di poche ore. E pronti i lituani lo sono già. Lo Stratcom Department può infatti contare sull'aiuto di molti volontari, cittadini comuni che controllano i social media e i commenti sui siti di informazione in cerca di fake news e account falsi. Si fanno chiamare l'esercito degli elfi che combatte ogni giorno contro i troll russi. Uno di loro è Richardas Savukinas, 43enne, consulente finanziario e blogger. Sono solo un normale cittadino che si è accorto come la propaganda russa si è diffusa nel paese attraverso un enorme numero di gruppi Facebook. Ci sono dei modi per combatterli. Già diffondere la verità aiuta a sconfiggere la propaganda. Un altro modo è segnalare a Facebook gli account falsi che diffondono fake news e i commenti che contengono messaggi di odio, come per esempio quello che suggeriva di uccidere tutti i lituani per fare spazio ai russi. E mentre l'eterna lotta tra elfi e troll continua senza sosta, la Lituania cerca di fare la sua parte. Giornate ad altissima tensione a Banja Luka, la capitale dell'entità serba della Bosnia ed Erzegovina. Durante una delle numerose manifestazioni di piazza per chiedere verità sulla morte di David Dragicevic, sono stati arrestati dalla polizia i genitori del giovane morto a marzo in circostanze da chiarire. Del caso ci siamo occupati nei mesi scorsi. Durante il loro fermo, molti cittadini si sono recati in piazza per esprimere solidarietà, scatenando la repressione della polizia.
Il movimento Giustizia per David ha ricevuto il divieto di radunarsi, ma ha affermato che le proteste continueranno. Secondo il padre, David è stato tenuto prigioniero da funzionari della polizia e del Ministero dell'Interno della Repubblica Srpska per 6 giorni, durante i quali è stato seviziato prima di essere ucciso. Oltre a Davor Dragicevic e a sua moglie, sono stati arrestati altri manifestanti e almeno un giornalista. Ovdje ljudi se dele na Obrenovićevce i Karađorđeviće. La gente in Serbia si divide tra coloro che sostengono la dinastia Obrenović e gli altri, quelli che preferiscono la casata reale dei Karađorđević. È come se si trattasse di opposte tifoserie sportive, perché in Serbia, in particolare a Belgrado, c'è chi parteggia per la famiglia Obrenović e chi per quella dei Karađorđević, spesso senza nemmeno conoscere la loro storia. A malo ko dovoljno zna i o jednoj i o drugoj porodici. Due famiglie, due destini, due vicende del passato serbo. La faida tra le due dinastie, quella degli Obrenović e dei Karađorđević, entrambi aspiranti alla corona serba, si protrasse per secoli anche a colpi di coltello. Due vicende presenti anche nella vita quotidiana di Belgrado, visto che nella capitale serba la zona pedonale del centro, quella dei negozi e dei caffè, si snoda lungo la ulica Kneza Mihajlova, via del principe Mihajlov, che fa parte della dinastia degli Obrenović. Ma da sempre i Karađorđević sono più conosciuti nell'immaginario collettivo nazionale e internazionale. Vi erano due insurrezioni, vi era una prima fase insurrezionale molto violenta, diciamo, in cui che però è stata sconfitta dall'impero ottomano, e poi l'incapacità dello stesso impero a mantenere l'ordine ha prodotto 2 anni dopo un'altra insurrezione, questa volta a capo con Miloš Obrenović, in cui si è formata il primo nucleo de facto di amministrazione autonoma, che poi è stata riconosciuta nel 1830. Recentemente gli Obrenović stanno vivendo una specie di revival anche attraverso spettacoli teatrali e serie televisive. La regista Zorica Simović ha voluto portare a teatro proprio la vicenda di Draga Mašin Obrenović, che venne uccisa assieme al marito Milan Obrenović e poi gettata dalla finestra del Beli Dvor di Belgrado. Oni koji kažu da je bolje Karađorđe, oni kažu da je on bio pravi junak. I Karađorđević sono per molti l'emblema di coraggio ed eroismo. Quanto agli Obrenović, a loro si deve tra l'altro la costruzione della ferrovia serba e in particolare Milan Obrenović è stimato da chi ne apprezza le grandi qualità diplomatiche con le quali ha saputo far riconoscere l'indipendenza della Serbia. Sile da priznaju tu malu tada vazalnu pa posle slobodnu Srbiju. Osservare il dettaglio, poi l'insieme, poi di nuovo i dettagli, poi di nuovo l'insieme e così via. C'è da perdersi in questi quadri, per i particolari così precisi e per la composizione così originale. Sparse per i musei del mondo 30 tavole di Pieter Bruegel il Vecchio, i 2/3 della sua produzione, sono ora esposte al Kunsthistorisches Museum di Vienna. È la più completa mostra mai dedicata al maestro olandese del Cinquecento. Tutti i dipinti sono su legno. Si tratta di tavole antiche di 450 anni, che di solito non vengono date in prestito. In questo caso, però, grazie alla generosità dei colleghi, siamo riusciti a collaborare con gli altri musei per questa esposizione, che è finalizzata anche a un progetto di studio. Ecco 2 versioni della Torre di Babele, dipinte entrambe nello stesso anno, il 1563. Non erano mai state così vicine. E così il ciclo dedicato alle stagioni.
Bruegel, primo nella storia della pittura, fa della natura stessa il tema di questi quadri. L'uomo è solo uno degli attori. I veri soggetti sono i fenomeni naturali che determinano la nostra vita. Sono opere di un formato che non ha paragoni, caratterizzate da leggerezza, profondità, molteplicità di significati, qualità che prima di Bruegel non si erano mai viste. L'unico autoritratto del maestro olandese che ci è conservato mostra un uomo serio, severo, un artista che, come molti altri, ha trovato ispirazione in Italia, dove soggiornò per 4 anni perfezionando la tecnica del disegno. Dal viaggio in Italia porta con sé disegni di paesaggi, molti dei quali sono andati persi. Non si interessa alle rovine antiche, ai motivi che i cosiddetti romanisti cercavano nella penisola. Si concentra piuttosto sul paesaggio, che poi è l'eredità artistica più significativa di Bruegel. Il paesaggio e le tradizioni popolari sono i motivi più caratteristici di Bruegel. Poi ci sono opere a sé, 2 scimmie sullo sfondo di un porto, catturate in terre lontane e incatenate. O le figure di Dulle Griet, il quadro più misterioso che ricorda un altro grande olandese, Hieronymus Bosch. Cosa mai vorranno significare? La mostra Bruegel al Kunsthistorisches Museum di Vienna resta aperta fino al 13 gennaio. Siamo a Peja, nome albanese, o Pec in serbo, città di circa 100.000 abitanti nella parte ovest del Kosovo, al confine con l'Albania. È un quartiere non lontano dal centro, composto principalmente da abitazioni, più qualche negozio. Arrampicandosi per le strade, si arriva a un edificio dove si trova una piccola palestra di judo. È l'Ippon Club. Questi sono i minuti finali del primo duro allenamento di giornata. Tra di loro ci sono alcuni dei più forti giocatori al mondo della disciplina. Siamo in una fabbrica di campioni. A partire da Majlinda Kelmendi, 2 ori mondiali, 2 europei, ma soprattutto il primo e finora unico oro olimpico della storia del Kosovo. Poi ci sono Distria Krasniqi, oro europeo under 23 nel 2017, oro agli ultimi Grand Prix in Cina e in Uzbekistan. Nora Jakova, primo posto agli europei 2018. Akhil Jakova e Loriana Kuka, tra le altre cose campioni europei under 23. Si allenano tutti seguendo le attente indicazioni di un allenatore diventato ormai una leggenda nazionale, Driton Kuka. Nel nostro piccolo club abbiamo vinto più di 20 medaglie, contando Olimpiadi, Mondiali, Europei, competizioni internazionali. Da questo punto di vista il judo è il principale sport del Kosovo. Per esempio, agli ultimi giochi del Mediterraneo, tutte le 4 medaglie vinte dal paese provengono dal judo e da questa palestra. È uno sport molto duro, per niente facile, ma è bellissimo. Una volta che ci sei dentro è difficile uscirne. La chiave del successo è la disciplina. Bisogna allenarsi rigorosamente tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi. E i risultati arrivano solo dopo tanti anni di duro lavoro. And after a lot of years of hard training, results will come. Majlinda Kelmendi, 27 anni, aveva già partecipato alle Olimpiadi di Londra nel 2012, ma con la bandiera dell'Albania. Poi nel 2014 il Kosovo fu riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale. E nel 2016, ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro, mandò per la prima volta una propria delegazione di atleti. Kelmendi sconfisse in finale l'italiana Odette Giuffrida. It was a really special final. Era una gara importante non solo per me, ma per il mio paese. Ero un po' nervosa, come è normale che sia in una finale olimpica. Giuffrida è una judoka bravissima. L'ho atterrata al primo contatto e da allora ho pensato solo a difendermi. Non è questo il mio tipo di judo, ma in quel momento pensavo solo a raccogliere i punti necessari per la vittoria. Sono orgogliosa di aver scritto un pezzo di storia del Kosovo. Con questa medaglia ho mostrato ai bambini e ai genitori del mio paese che, nonostante gli enormi problemi che abbiamo dovuto affrontare, con l'impegno e il duro lavoro possiamo diventare i migliori del mondo. We can become the best in the world, so. E la vittoria l'ha resa la sportiva più famosa del Kosovo, paese la cui indipendenza è riconosciuta da poco più della metà degli stati ONU,
Kelmendi è convinta che lo sport possa arrivare laddove non arrivano la politica e la diplomazia. The first thing that we learn in judo it's respect. La prima cosa che impari nel judo è il rispetto e se non diventi un campione sicuramente diventi una persona migliore. Questo è il motivo per cui il judo viene insegnato ai bambini di tutto il mondo. È uno sport che promuove la pace e attraverso questo sport si sono aperte molte porte per la mia nazione, porte che la politica non è riuscita ad aprire. E sono felice di poter aiutare la politica del mio paese attraverso il judo. Help the politics of my country through judo.